La Russia di Putin, usando la forza e la diplomazia, si ripropone sullo scacchiere mondiale. Le sanzioni internazionali contro la Russia hanno pesantissime conseguenze sulle esportazioni agricole italiane. Nella parte della Bosnia controllata dai serbi, la convivenza tra i popoli rimane ancora una speranza. Maris Oprea, dissidente perseguitato da Ceausescu, cerca ancora giustizia per le vittime del comunismo in Romania. Idillio, il primo film dell'orrore prodotto in Slovenia, sta spopolando nelle sale della vicina Repubblica. Vladimir Putin sta ridando alla Russia un ruolo da potenza globale. L'intervento in Siria e, prima, l'annessione della Crimea con la conseguente guerra per procura nel Donbass sono strategie da grande potenza. Il Cremlino spende molto per la modernizzazione delle forze armate, un investimento che ha consentito ai russi di intervenire con estrema agilità ed efficacia in Medio Oriente. Malgrado le perdite, i caduti russi in Donbass e la morte di 240 turisti per l'attentato dell'ISIS in Sinai, la politica imperiale di Putin continua ad essere condivisa e appoggiata dalla maggioranza della popolazione. Putin ha invertito il ruolo strategico della Russia, ha compiuto un'operazione molto difficile trasformando un intervento militare in un tavolino negoziale. La conferenza di Vienna è stata anticipata proprio per sua volontà e praticamente ha riunito in un unico momento tutti coloro che sono coinvolti nella vicenda della Siria. Dopo 2 anni di interventi della coalizione è bastato un mese della Russia per fare questa trasformazione. L'intervento russo in Siria non si ferma e sul piano militare è efficace. Parallelamente la Russia non arretra nemmeno sul fronte ucraino. Nel Donbass le scaramucce si susseguono. Sembra però che sia i filorussi sia l'esercito regolare ucraino stiano ritirando l'armamento pesante. Sono dei vasi comunicanti a mio parere. In realtà nella vicenda dell'Ucraina ci sono delle trasformazioni sotto traccia che noi non cogliamo. L'inverno si avvicina, c'è il gas. L'Europa è rimasta molto rigida e l'Ucraina comincia a pensare che forse trattare anche economicamente con i russi può essere più conveniente di un tempo. Bisogna trovare l'accordo su una larghissima autonomia delle autoproclamatesi repubbliche, ma questo sarà il prossimo tavolino negoziale. Ma la Russia ha la capacità militare e soprattutto economica per reggere un intervento parallelo sia in Siria che in Ucraina? Per un certo periodo di tempo Putin questo lo può fare. Il suo problema è che la cosa non può andare a lungo, quindi in qualsiasi caso prima deve chiudere la vicenda siriana e immediatamente dopo quella dell'Ucraina. Per quanto l'intervento via terra sia quello che ha trasformato le carte in tavola, anche per Putin si pongono sempre problemi di vite umane ed economici. Credo che tutto debba concludersi entro la primavera del prossimo anno, soprattutto con il sollevare le sanzioni da parte dell'Europa alla Russia, cosa a quale francesi e tedeschi e anche italiani stanno pensando seriamente di fare. Per togliere le sanzioni a Mosca è necessario il consenso di tutti i paesi dell'Unione Europea. La Polonia e gli Stati baltici insistono però nel mantenere la linea dura contro Putin. Gli imprenditori baresi ci hanno messo oltre 10 anni per ritagliarsi una fetta di mercato nella promettente economia russa.
trasferte, accordi commerciali, investimenti, apertura di uffici a Mosca, per creare quella che definiscono la reputazione del prodotto. Lavoro vanificato nell'estate del 2014 dall'embargo sui prodotti agroalimentari di importazione, deciso dal Cremlino come reazione alle sanzioni internazionali per l'annessione della Crimea. A quanto ammontava l'export verso la Russia? Circa il 30% del nostro fatturato. Esportavamo circa 30.000 quintali di uva da tavola. Ci sono state delle ricadute occupazionali? Purtroppo sì, perché quei volumi non è stato possibile recuperarli sul mercato europeo in termini di vendita e quindi abbiamo dovuto... Quante persone lavoravano prima dell'embargo e dopo l'embargo nella sua azienda? Circa 200 e ora 150, quindi 50 unità non ci sono più. Qui siamo in Puglia e parliamo di uva da tavola, ma il discorso vale per le mele del Trentino, i pomodori campani o le arance di Sicilia. L'embargo russo ci ha penalizzato per il settore agroalimentare di circa 260 milioni di euro. Per il settore invece ortofrutticolo, quindi l'ortofrutta fresca, siamo sui 160 milioni di euro. Inevitabili le ricadute negative sull'indotto, a iniziare dai comparti imballaggi e autotrasporto. Siamo al 6° posto come esportazione. Prima ci sono altri paesi, tipo anche la stessa Spagna, che anche loro sono stati fortemente danneggiati, forse anche in maniera più rilevante perché loro avevano anche costruito delle piattaforme proprie per la distribuzione nelle città più importanti tipo Mosca e San Pietroburgo. Oggi queste piattaforme sono vuote. Difficile in poco tempo riposizionarsi in altri paesi, mentre l'eccesso sul mercato di prodotti europei ne determina il crollo dei prezzi. La burocrazia italiana poi complica l'accesso delle nostre imprese al fondo di sicurezza creato dalla Commissione europea per mitigare gli effetti dell'embargo. Egitto, Moldavia, Turchia e Perù, le economie che più hanno approfittato dello spazio lasciato libero dalle aziende europee. Intanto Mosca sfrutta la situazione e sogna un ritorno al ruolo di superpotenza agricola. Stanno costruendo delle serre con delle aziende anche italiane, quindi da altri settori. Stanno prendendo anche dei tecnici italiani, ma non solo italiani, per cui stanno cercando di crearsi loro la produzione, l'autonomia. Embargo, aggressività commerciale delle economie emergenti e poi la Russia che punta sulle sue campagne. La campagna di Russia dell'agroalimentare italiano appare un'impresa sempre più complessa. E scontro fra Mosca e l'Agenzia Mondiale Antidoping dopo le accuse allo sport russo con la richiesta di escluderne gli atleti dalle prossime Olimpiadi. Accuse infondate finché non ci saranno le prove, ha detto il portavoce di Putin, Dmitry Peskov. La WADA ha sospeso la licenza al laboratorio antidoping di Mosca, mentre l'ex presidente Diak, accusato di aver incassato soldi dalla Federazione Russa in cambio di silenzio su diversi casi di positività, dopo essere stato sospeso dal CIO, si è dimesso dal ruolo di membro onorario del Comitato Olimpico Internazionale. Putin intanto ha incontrato i capi delle federazioni sportive russe. Lo scandalo del doping di Stato nell'atletica russa parte dalla procura di Bolzano. Secondo Alex Schwarzer, i marciatori russi erano dopati almeno dal 2011. Questo è un croato, questo è un serbo, questa è una musulmana. Non dico che Jugoslavia era un paese ideale, non era democrazia come si capisce oggi, però era un po' diverso e non so quanto tempo ci deve per creare un'istituzione, una democrazia. Questo è il problema, questa è la questione. E ancora lì la domanda, quanto davvero tornerà normale e quando la Bosnia? La camminata fra gli eroi della Seconda Guerra Mondiale dimostra che qui
Sino al 1991 vivevano in tanti e diversi. Le parole di Don Carlo fanno pensare che per molti il passato era meglio del presente. Sono passati 25 anni dagli accordi di Dayton. Le armi tacciono da allora, ma tutto è congelato in questo mondo fatto da 3 entità costituenti, come le chiamano, cioè serbi, bosniachi e croati, e nulla di più. Questo che si legge nel giornale, allora sono più di 40% disoccupati, soprattutto i giovani. I giovani sono più di 50% disoccupati. E tutti hanno un desiderio soltanto, è un vantaggio per coloro che hanno un passaporto croato, allora possono andare. Però cosa significa questo per il futuro? Un paese svuotato. Don Carlo è polacco, la sua parrocchia è a Banja Luka, capitale di fatto della Repubblica Serba della Federazione. 1.330.000 abitanti in tutto, appena l'11% non è serbo, e chi non è serbo da queste parti gioca davvero in Serie B. La legge elettorale non dà ad un italiano come me la possibilità di candidarsi. È una situazione pesante, ma ora c'è una sentenza della Commissione europea che dice che questa situazione va cambiata. Rover è presidente delle associazioni delle minoranze, rappresentano 11 popoli differenti e lo avete sentito, non hanno in pratica diritti politici passivi. Di fatto chi non è serbo fatica a trovare lavoro, a mantenere la proprietà della casa, a vivere lì. Certo, non ci sono più le pulizie etniche a colpi di fucile, ma vivere a Banja Luka per chi non è serbo, ortodosso e iscritto al partito non è facile. Brutta vita per i cattolici, brutta per i musulmani. Sono stati letteralmente estirpati. I pochi che sono rientrati dopo la guerra tentano di ricostruire, formalmente ci riescono, spiega il giovane imam. Dragi nas je počastio ovom vjerom I mi smo ovdje I takva nam je sudbina. Per fortuna siamo ancora qui. I nostri problemi sono quelli comuni a tutti I cittadini di Banja Luka. Anno dopo anno la situazione è andata migliorando. Siamo riusciti a ricostruire più del 90% delle strutture della comunità islamica. Ora puntiamo ad offrire anche il nostro sistema scolastico e a riprendere le attività culturali. U suštini to su isti problemi. Vola basso l'imam, la parola d'ordine è minimizzare disagio e problemi. A Banja Luka ricostruire le moschee o tenere in piedi le chiese è facile. Ricostruire la convivenza sembra essere la parte più difficile. Era all'interno di un appartamento di Merano che la cellula dell'organizzazione terroristica internazionale legata ad Ansar al-Islam reclutava e formava jihadisti, dava istruzioni per acquistare armi, organizzare rapimenti, omicidi e anche possibili attentati al di fuori dei confini italiani. Tutto anche attraverso una piattaforma web segreta con la quale gli jihadisti mantenevano i contatti con i vertici dell'organizzazione in Norvegia. 7 gli arrestati in Alto Adige, 4 a Merano, 2 a Bolzano e 1 sul Renon, tutti curdi di origine irachena. Il gruppo è stato individuato dalla Procura di Roma, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia, in collaborazione con le autorità giudiziarie e di polizia di Regno Unito, Norvegia, Finlandia, Germania e Svizzera, coordinate da Eurojust. Viaggia, ricerca, scava nel passato e fugge da chi ha paura di quello che può scoprire. Maris Oprea, ormai da qualche anno, percorre la Romania in lungo e in largo, archeologo a caccia delle fosse dove la Securitate, la temutissima polizia segreta del regime, ha fatto sparire chi osava sfidare il potere o semplicemente chi era considerato pericoloso o ancor meno sgradito. Morti datate anni 50 e 60 e poi, soprattutto dal 1967 alla caduta del regime nel 1989 di Nicolae Ceausescu. La missione di Oprea, quella di rompere il muro del silenzio contro crimini orribili, dare a tanti martiri sconosciuti, tra cui anche vescovi e sacerdoti greco-ortodossi, degna sepoltura e aprire processi contro i responsabili di quegli assassini. Sto facendo tutto questo per le vittime. A causa del regime sono stati più di 2 milioni i rumeni che hanno sofferto, di cui circa 600.000 sono stati nelle prigioni di Stato e un terzo di questi sono morti. Finora ho ritrovato una trentina di corpi tra quelli morti nelle galere e altrettanti tra quelli fucilati dalla polizia segreta rumena. Per questo è stata più facile l'identificazione perché la Securitate, orgogliosa di quello che faceva, di queste uccisioni teneva delle liste con nomi
nomi e cognomi. Per tutti gli altri è più difficile dar loro un'identità perché non ci sono soldi per l'esame del DNA. Una missione che dopo tante minacce ha costretto Oprea a trasferire la famiglia in Germania. Guido Barella, giornalista e scrittore, l'ha trasformata in storia dopo averlo incontrato quasi per caso in un'isola della Grecia. La tortura del silenzio è l'opera che mette a nudo i criminali di regime che dopo la caduta di Ceausescu in molti casi hanno saputo riciclarsi in ruoli apicali nella Romania democratica. In Italia non sappiamo assolutamente nulla della Romania, di quello che ha passato, sebbene sia un paese estremamente vicino a noi culturalmente, storicamente e come dire, anche geograficamente. E quindi da qui la necessità di raccontare il dramma di un paese che ha visto oltre 650.000 persone morire negli anni della dittatura comunista a causa del regime, e che quindi ancora oggi si porta presso un fardello molto pesante, un'eredità drammatica. Migliaia le vittime del regime rumeno. Oprea continua ad aggiornare il triste elenco per non far dimenticare a chi oggi, in Romania, in ginocchio per la povertà e sfiduciato verso il futuro, rimpiange Ceausescu. Ai giovani parlo di cristianesimo e di comunismo, di come il cristianesimo dice di amare il prossimo, mentre nel comunismo che abbiamo conosciuto noi c'era l'odio per il prossimo. Voglio continuare nella mia opera perché se la mia generazione non è riuscita a cambiare tutto questo, spero che lo faranno i giovani che incontro, a cui racconto la mia esperienza. Io vorrei fare con sicurezza. La Slovenia, come l'Ungheria di Orban, ha iniziato a stendere una barriera di filo spinato lungo alcune parti del confine con la Croazia. Il premier Miro Cerar ha spiegato che il filo spinato è necessario per controllare l'afflusso degli immigrati dalla Siria e dall'Iraq. Secondo Cerar, gli ostacoli tecnici servono per indirizzare i profughi solo su determinati punti di controllo. La decisione del governo è stata pesantemente criticata da tutti i principali quotidiani sloveni. Secondo il Delo, il Dnevnik, il Večer, si tratta di una decisione contraria ai principi morali ed etici su cui dovrebbe fondarsi la politica di integrazione europea. Velika Pardubička, forse la corsa di cavalli più difficile e crudele dell'Europa continentale. Un percorso di 6.900 metri con 31 ostacoli, siepi, fossi e riviere sprovviste di riferimenti per il salto che i cavalli percorrono in circa 10 minuti. La Velika Pardubička si svolge regolarmente ogni anno dal 1874, la seconda domenica di ottobre. Era uno degli avvenimenti mondani più importanti dell'impero asburgico, un po' la Ascot di Francesco Giuseppe. A Pardubice anche quest'anno non c'è stata pietà né per i cavalli né per i fantini. Numerose le cadute, in 2 sono finiti all'ospedale, infortunato anche un destriero. Sulla linea di partenza 22 cavalli con i migliori jockey. A concludere la corsa sono stati solo in 11. Tra gli ostacoli il più temuto è il fossato di Taxis micidiale anche in questa edizione. Da segnalare la caduta di Gaumer Danon nell'affrontare un passaggio in dislivello con il fantino Ferhanov che resta appeso al collo del cavallo e riesce a fermarlo però senza conseguenze. La 125esima edizione della terribile prova è stata vinta da Marek Stromski in sella al 10 anni Nikas. Al vincitore è andato un premio di 5 milioni di corone, circa 70.000 euro. Stromski ha partecipato alla corsa già 13 volte e questa è stata la sua prima vittoria. Idillio, questo è il titolo del primo horror prodotto in Slovenia. A firmarlo è il regista Tomaž Gorkic. La pellicola è stata presentata al Trieste Science Fiction. La trama è semplice. Alcune modelle e un fotografo snob si ritrovano in un ambiente alpino idilliaco che però si trasforma in un inferno. Začela razpadati Jugoslavija
Al tempo della dissoluzione della Jugoslavia, la Slovenia aveva lanciato una campagna di promozione turistica. Lo slogan era Slovenia, il mio paese. Ero giovane, ma mi aveva colpito il contrasto tra l'immagine di idillio alpino proposta dalla pubblicità e la realtà della guerra nella ex Jugoslavia. Da questa bizzarria è nata l'idea per la sceneggiatura di Idila, un horror come può essere horror solo la vita. Per gli amanti del genere horror, Idila è da non perdere. Tra breve dovrebbe uscire anche nelle sale in Austria, Germania, Polonia, Russia e nelle repubbliche della ex Jugoslavia. Il regista Gorkic però ha usato il genere horror per parlare anche dell'attualità sociale in Slovenia. Un'analisi in cui si nota l'influsso che sulla intellettualità slovena ha il pensiero del filosofo Slavoj Žižek. Ogni arte deve avere un contenuto, l'arte non può essere solo una soddisfazione estetica. Volevo parlare in modo originale di alcune cose che condizionano la società, l'ideologia neoliberista dello sfruttamento volontario delle persone, ma anche i traumi del passato. In Slovenia la polemica politica è ferma alla Seconda Guerra Mondiale e anche questa è una situazione che si presta ad essere interpretata con un film horror. Idila racconta di come le persone non sono capaci di accogliere il diverso, di come si vive di odio. Dove ci porti questo odio è quello che racconto nel film. In Slovenia, nelle sale, Idila sta avendo un grande successo di pubblico, mentre la critica lo ha definito il miglior film dell'anno. Idila piace soprattutto agli adolescenti. Tra i giovanissimi i dialoghi del film, soprattutto quelli più truci, sono oramai diventati un codice generazionale. La pellicola piace tanto che su YouTube gira anche una parodia.